Buonasera e ben trovati a Focus TG. Facciamo un punto su alcuni degli argomenti più interessanti della giornata da sottolineare per quanto riguarda il coronavirus, al di là dei dati che avete sentito nelle varie edizioni dei nostri telegiornali. Una è importante: di quanti operatori del settore medico, stiamo parlando di medici, di infermieri e di operatori sociosanitari, sono in isolamento nella nostra regione, in Veneto. Lo possiamo vedere con la tabella. Guardate come questa è una tabella che è naturalmente fatta caso per caso, ma questa tabella, arrivo subito al dunque, non mi dilungo in particolare, riguarda medici, infermieri, operatori sociosanitari, e vi faccio vedere solamente questa linea gialla. Questa linea gialla dice che sono 119 medici, 255 infermieri e ve lo posso anche far vedere in modo più grande, forse probabilmente, vediamo se riesco a aumentarvelo ancora. 119 medici, 255 infermieri e 101 operatori sanitari, per un totale di 564 persone che lavorano nella sanità veneta, che sono isolate perché erano entrate in contatto, non che sono positive, ma che hanno dovuto fare il loro isolamento domiciliare, insomma, perché entrati in contatto con il virus. Ovviamente queste 564 persone della sanità in Veneto in questo momento non possono lavorare e dare il loro contributo. È un numero non da poco ed è per questo motivo che si cerca di ridurre il più possibile i contatti, si cerca di chiudere le scuole, si sono prese queste soluzioni draconiane proprio per evitare che questo possa generare ulteriori problemi, soprattutto nei medici, perché se si bloccano i medici naturalmente poi è molto più difficile fare tutto. Sentiamo a proposito di medici proprio Luca Zaia. La crescita non è esponenziale come previsto dagli algoritmi e probabilmente ancora in questa fase la tenuta sul contagio è positiva. Diciamo che se continua così abbiamo anche speranze di chiuderla velocemente questa partita. Certo è che ci vorranno ancora settimane per capire poi alla fine come sarà. Parole che appaiono come una luce, seppur ancora distante in fondo al tunnel. Aumentano i contagi da coronavirus in Veneto, ma non in modo esponenziale, ha spiegato il presidente Zaia. L'emergenza però nella nostra regione come nel resto del paese continua e i prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisivi per capire l'evoluzione del contagio. A preoccupare ora è la tenuta del sistema sanitario. Se si stanno predisponendo posti letto in più per la terapia intensiva negli ospedali, si deve far fronte all'emergenza legata agli operatori sanitari in quarantena, 732 in Veneto. Tra loro anche medici e infermieri, 564 in tutte le ULSS, che seppur negativi al tampone sono in isolamento domiciliare secondo quanto predisposto dal Ministero della Salute perché venuti in contatto con pazienti positivi. Per loro il governatore Zaia chiede che possano tornare ad operare in corsia. So che in queste ore stanno discutendo a Roma, spero che arrivi il benestare per poter, ovviamente con tutte le tutele del caso, garantendo che sia un tampone quotidiano a tutti coloro che sono negativi ma che hanno avuto dei contatti inevitabili con i pazienti, di poter tornare a lavorare. Alla proposta del presidente Zaia replica la CGIL del Veneto con Iva Bernini, referente funzione pubblica, che parla di una follia di dichiarazioni inaccettabili e fuori luogo. Giochiamo a capirci, spiega Bernini, o qui si rema insieme per affrontare l'emergenza con senso di responsabilità e sobrietà anche rispetto alla comunicazione e alle procedure, o diversamente qui salta tutto. Ma sono gli stessi sanitari a chiedere di poter lavorare, sottolinea Zaia. Loro stessi ci dicono: fateci lavorare, perché la nostra missione è quella di curare i cittadini, siamo abituati a stare in mezzo alle malattie infettive, insomma abbiamo dispositivi, abbiamo addestramento per farlo, fateci lavorare. Intanto il governatore del Veneto torna sulla richiesta di togliere il cordone intorno a Vo, che va verso la fine della quarantena, e di far tornare i suoi abitanti alla normalità. Io sostengo che la partita di Vo deve essere chiusa, aprire assolutamente i blocchi. I cittadini sono stati eccezionali, hanno dimostrato un senso di responsabilità e di civiltà unica. Vo è messa in ginocchio, dovremmo ricordarsi di Vo per prima in assoluto. Vo paga il conto di una comunità che ha avuto un isolamento fiduciario da subito, pensando, ipotizzando che ci fosse solo un focolaio in Veneto, che quindi fosse quello di Vo. Una notizia non positiva purtroppo, anche se non sorprendente: le finali dei Coppa del Mondo di sci a Cortina non si terranno, l'ha deciso la Federazione Internazionale di Sci, ha bocciato la proposta di Cortina, che era quella di tenere a porte chiuse per non perdere almeno un'immagine di questa cosa, e invece è stata bocciata, non si terranno a Cortina. Questo la decisione. Si concluderà lo scelpino con le gare di Kranička Gora. Non sto parlando naturalmente dell'aspetto sportivo, ma sto parlando dell'aspetto d'immagine, turistico, di lavoro, insomma fatto
da tutto il comparto turistico che va in fumo, e questo è molto pesante proprio a livello economico. Parliamo del sindaco di Vo e del suo appello. Buongiorno a tutti i cittadini. Questa mattina alle ore 9 comincerà il nuovo tampone su tutta la popolazione, su iniziativa dell'Università di Padova e della Regione Veneto. È vero che non siamo obbligati a rifare il tampone, ma personalmente sento un grande dovere morale di partecipare a questo secondo screening, perché possiamo davvero tutti dare il nostro piccolo contributo alla ricerca per debellare questo nemico misterioso, questo maledetto virus che ha messo in ginocchio la nostra comunità. Spero quindi che tutti voi approfitterete di questa grande opportunità. Oggi potranno recarsi a fare il tampone tutti i cittadini di Vo Centro, domani, venerdì 7, quelli di Zovon e Cortelà, domenica 8 i cittadini di Vo Vecchio e Boccon. La suddivisione in 3 blocchi in base alla frazione di residenza potrà sembrare a qualcuno approssimativa, ma è stata invece scelta per permettere a ognuno di andare a fare il test compatibilmente con i propri impegni, un po' come quando si va a votare. In questo modo abbiamo voluto dare massima flessibilità ai cittadini e speriamo in una massima affluenza. Ricordo che chi è risultato positivo al primo tampone non dovrà rifare il test e quindi rimarrà a casa propria fino alla fine della quarantena. Il campionamento sarà gestito dalla Croce Rossa e proseguirà fino alle 18 per tutti e 3 i giorni. I tamponi sono già tutti pronti con etichetta nominale, quindi i tempi saranno molto più rapidi rispetto al primo tampone e non ci aspettiamo assolutamente confusione o lunghe code. In ogni caso, se a un certo orario doveste trovare fila, è sufficiente ripassare in un momento successivo oppure il giorno seguente. Confido nella vostra buona volontà e vi ringrazio per questo ultimo piccolo sforzo per il bene di tutti. Buona giornata, buon tampone, buon weekend e buon fine quarantena a tutti. Il buon tampone è sicuramente un'espressione che mi fa sorridere, ma in modo benevolo capisco quello che dice il sindaco. Insomma, ormai ai suoi concittadini deve dire buon tampone. Insomma, è stata molto dura, sono stati molto bravi gli abitanti di Vo. Non è un piccolo contributo quello che danno, ma è un grande contributo. Ecco, vediamo com'è andata un'altra testimonianza sulla giornata. Oggi è giorno 12 di questa quarantena. È da ieri che penso. Oggi è venerdì e tocca al secondo turno di tamponi su base volontaria, quindi tocca agli abitanti di Vo Centro, me compresa per chi decide di sottoporsi. Alla fine scelgo di andare per 3 motivi principali. Il primo, perché voglio bene a me stessa e ci tengo alla mia salute. Il secondo è per tutelare la salute dei miei cari e del prossimo. Il terzo motivo è per aiutare appunto la ricerca dello sviluppo di questo virus a livello nazionale e internazionale. Quindi tra poco vado a farmi il tampone. Chiara Cartolaro, giovane influencer di Vo, è tra le prime che venerdì mattina è stata chiamata per effettuare il secondo tampone per il coronavirus. Lei ha detto sì. La ricerca proposta dall'Università di Padova e finanziata dalla Regione propone di realizzare nuovamente tutti i tamponi alla popolazione del piccolo comune dei Colli Ugani, primo focolaio veneto, per capire l'andamento del virus, ma è su base volontaria. Il primo a sottoporsi al tampone è stato il sindaco Giuliano Martini, che ha invitato i suoi concittadini a fare lo stesso. Chiara non ha avuto dubbi e si è presentata e messa in fila per il secondo tampone. Ecco le foto che ha scattato ai volontari e ai cittadini con le tute bianche. Lo screening durerà 3 giorni e servirà all'università per capire come si muove e cambia il virus all'interno di una comunità. Grazie per la vostra disponibilità, cittadini di Vo, veramente. Il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, sa che molti turisti, molti che hanno le seconde case sono andati in altopiano, chiede però ai turisti, dopo i primi 2 casi di turisti positivi, di non fare le sardine ai turisti stessi. In un'atmosfera senz'altro fiabesca, quello di un altopiano completamente
imbiancato da una bella nevicata, partono quelle che sono le paure, quelle dell'estraneo, del diverso, quello che è venuto su quasi per appestare. Eppure naturalmente l'altopiano è una camera non blindata ma in perenne osmosi con la sua pianura, dove gli stessi abitanti dell'altopiano spesso lavorano o studiano. Noi si pensava che fosse una camera stagna e in qualche modo vogliamo ritenerla ancora una camera stagna, però effettivamente qualche positivo c'è anche qui sull'altopiano, arrivato ovviamente chiaramente da giù, sottolineo questo fatto, chiaramente è arrivato da giù. I due di Gaglio sono due persone di Dolo che hanno la casa da diversi anni qui a Gaglio e che si sono rifugiati qui a Gaglio sperando di sfuggire al virus, che però hanno contratto ancora a Dolo. Oggi grazie a Dio sono ricoverati a San Bortolo, sono sotto controllo e speriamo che la sanità, come già sta facendo, farà del suo meglio per garantire a tutti noi efficienza e protocolli sempre più severi per limitare questa diffusione del virus. Ma sarebbe servito qualcosa a blindare l'altopiano? No, io credo di no. Parlare di blindare o di chiudere le strade la vedo veramente troppo eccessiva e un'utopia. Diciamo che io richiamo spesso ad attenersi veramente in maniera forte e perentoria ai protocolli che il Ministero della Salute ci sta dettando e imponendo. Se noi, tutti i cittadini, siamo un po' più responsabili e modifichiamo leggermente la vita quotidiana e i nostri usi e costumi, sicuramente possiamo contribuire a limitare la diffusione del virus. Ho visto sul Facebook del comune molte critiche ai turisti, insomma, che sono venuti su. Allora sì, qui non vorrei che si sviluppasse quello che è successo tanti anni fa con la peste, quando i vicini non si parlavano per non contagiarsi. Diciamo che i turisti sono turisti, hanno le seconde case, vengono negli alberghi di Gaglio, di Asiago, dell'altopiano, quindi sono ben accetti. Anche i turisti però devono capire che arrivando in montagna devono comunque attenersi alle regole. Non possono fare le sardine nei negozi, le sardine nei centri commerciali, ma stare a debita distanza, lavarsi le mani, curarsi e stare attento a non trasmettere ad altri eventuali patologie o virus. Questo da Gaglio, ci fermiamo per una breve pausa. Diamo sempre i numeri regionali, ma naturalmente tutto questo ha senso anche in un quadro nazionale. La Protezione Civile ha comunicato che i malati per coronavirus in Italia al momento sono 3.916, lo vediamo proprio nell'agenzia, un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri, sono 197 i morti, 49 in più. Il nuovo dato è stato appunto fornito dal commissario Angelo Borrelli e come vedete questa insomma è una situazione piuttosto seria, nessuno se lo nasconde, non è dietro l'angolo la soluzione, quindi insomma coraggio a tutti, si va avanti. Piani straordinari uno dietro l'altro anche per la ULSS trevigiana che è stata colpita così duramente. Ci stiamo preparando, abbiamo creato delle aree anche in terapia intensiva, chiaramente perché se questo picco va a aumentare, ecco, noi cerchiamo di essere pronti. Posti aggiuntivi per il ricovero e l'isolamento dei casi sospetti, percorsi differenziati nei pronto soccorso di tutta la Marca, supporto psicologico agli operatori. Così l'USL 2 si prepara a fronteggiare il picco di coronavirus atteso per la metà del mese. In particolare al Cafoncello da lunedì entrerà in funzione il pre-triage nelle tende allestite dalla Protezione Civile. Qui dovranno transitare i casi sospetti con sintomi lievi. Il focolaio principale resta quello della geriatria, con i pazienti asintomatici che stanno ritornando nelle loro case. Altri 28 saranno trasferiti in ospedale di comunità. Tutti riconducibili alla geriatria i decessi trevigiani morti che non sono di coronavirus ma con coronavirus. La differenza è sostanziale. Non sono morti a causa del Covid-19 ma a causa delle patologie di fondo che erano presenti. Se possiamo fare un esempio, è un pochino come succede quando c'è un'epidemia di influenza. Durante l'epidemia di influenza questa fascia di età è caratterizzata da un'elevata mortalità. E c'è un numero che registra un fenomeno, quello delle polmoniti virali. Fino al 31 gennaio 2020 nell'USL 2 ci sono stati 572 casi contro i 639 del 2019. Abbiamo un delta di meno 64 casi rispetto all'altro anno, dove il Covid non esisteva, c'erano solo le polmoniti virali legate a H1N1
al virus influenza A o B, e come vedete alla fine è un falso allarme, perché abbiamo meno casi di polmonite di l'altro anno. L'altro anno nessuno si preoccupava, oggi con questa grande preoccupazione comunque i casi che noi abbiamo sono inferiori a quelli dell'altro anno. Ma per un focolaio, quello della geriatria circoscritto, ce n'è un altro riconducibile alla frequentazione di un club di balli latinoamericani di Ferrara. Mi dicono gli epidemiologi che c'è un nuovo focolaio che è arrivato anche da noi, mi pare fosse già a Rovigo, ovviamente colpendo anche delle persone del nostro territorio. Faremo fronte anche a questo. Nel frattempo si aspettano con ansia i 40 nuovi operatori sanitari che saranno però assunti da inizio aprile, anche per sostituire quei medici e sanitari a casa in quarantena perché i risultati positivi ai tamponi. Nel frattempo turni massacranti e ferie sospese, ma si va avanti a testa alta. Continueremo a tenere duro fino a quando arriveranno anche i rinforzi, che speriamo il più presto possibile. C'è da dire che poi il commissario straordinario Angelo Borrelli ha anche detto che per quanto riguarda le zone rosse, quindi tutto il basso lodigiano e naturalmente la nostra Vo, le decisioni verranno prese domani, quindi il sabato è il giorno della decisione se continuare o meno e perché con le zone rosse, se tutte e due, se Vo magari può avere un'altra tempistica rispetto al lodigiano e se addirittura ci saranno nuove zone rosse. Naturalmente le riunioni procedono anche settore per settore della nostra regione, zona per zona, perché non tutte hanno le stesse esigenze, anche se ovviamente il pericolo è uguale per tutti. L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin incontra i sindaci dell'ULSS 7 Pedemontana per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Ecco cosa ha riferito ai primi cittadini. L'USL Pedemontana, come tutte le altre USL, ha lavorato per recuperare degli spazi, posti letto aggiuntivi, ce lo chiede il governo, sia a livello di malattie infettive sia a livello di terapie intensive, qualora ci fosse questa necessità, quindi qualora i casi dovessero aumentare. Oggi il nostro bollettino è un bollettino che tutto sommato è stabile rispetto appunto all'andamento. I nostri posti letto in terapia intensiva stanno reggendo, ma noi abbiamo l'obbligo e il dovere di prepararci anche a un evento sicuramente molto più numeroso da un punto di vista di pazienti ricoverati e quindi con la necessità di recuperare posti letto aggiuntivi. Con i sindaci si è parlato anche del fatto che ci sono 60 operatori del Sant'Orso in isolamento fiduciario dopo essere stati in contatto con un paziente risultato positivo. Questo è un grosso problema, nel senso che oggi noi stiamo tenendo e quindi oggi l'attività ordinaria non sta andando in crisi nelle strutture perché stiamo tenendo, però cominciamo ad avere numeri importanti di persone che sono negative però devono fare il periodo di isolamento a casa e questo mette in difficoltà la tenuta del sistema e quindi anche con ripercussioni sui servizi. Abbiamo già chiesto al Ministro, al Governo di prevedere, e sono d'accordo anche le altre regioni Lombardia e Emilia Romagna, di prevedere qualora le persone sono contatti ma sono negative, quindi non sono positive, devono fare l'isolamento e sono venute a contatto con persone positive, di poter rimanere al proprio lavoro e di fare il tampone ogni giorno. E non è da sottovalutare nemmeno la situazione delle case di riposo, la cui ricaduta sociale è molto importante. Che è una misura difficile, una misura molto rigida, perché sappiamo che in molti casi aspettano la visita del familiare per passare qualche ora in allegria, di serenità, per sentire le ultime novità. Io chiedo di portare pazienza, siamo nel momento più di apice rispetto alle curve, agli algoritmi di questa epidemia, quindi portiamo un po' di pazienza, sappiamo che è una misura necessaria proprio per evitare la diffusione del virus, ma soprattutto per mettere a rischio quelle persone che sono all'interno delle case di riposo e che sappiamo sono i pazienti più fragili e vulnerabili. E abbiamo visto quanti sono, oltre 500 gli operatori della sanità, medici compresi, che sono fermi nella nostra regione, alcuni di loro sono anche contagiati, come per esempio un medico di San Donà. A San Donà di Piave è risultato contagiato da coronavirus un medico ultrasessantenne. Si tratta di un chirurgo che tra ambulatorio privato e strutture private opera nella zona della Venezia orientale. La comunicazione ufficiale arriva dalla stessa azienda sanitaria di competenza, la ULSS 4 del Veneto orientale. Il contagio in una casa di cura di San Donà di Piave, così dalle parole dello stesso direttore generale. È positivo ed è
attualmente a casa e sta facendo la cura a casa. Un terzo caso, un chirurgo che ha operato presso la casa di cura e presso altre 2 strutture private non accreditate, quindi non convenzionate con la regione. Censite in queste ore dalla stessa casa di cura in questione tutte le persone, pazienti, medici, anestesisti, entrati in contatto con il professionista. Tutte le persone con cui questo chirurgo è venuto a contatto nell'ultimo periodo, il Dipartimento di Prevenzione li sta già prendendo in carico per chiamarli, per verificare se hanno dei problemi tipo sanitario e per metterli in cosiddetta quarantena fiduciaria domiciliare. Naturalmente, visto questo caso, sono state attivate le indagini estese anche alle altre strutture mediche private a cui fa riferimento il professionista. Sì, c'è un'altra struttura a San Donà di Piave, una a Jesolo, dove lui lavorava, e quindi sono stati, attraverso i direttori sanitari di queste strutture, sono stati attivati tutti i protocolli che necessitano in questo momento. Si tratta comunque di strutture private. Nel pubblico al momento non risultano casi positivi. Ci sono anche altre notizie ovviamente nella nostra regione, al di là del coronavirus, di cui parliamo ancora anche dopo, però questa è una notizia di cronaca purtroppo che colpisce particolarmente. Dramma lungo i binari della Bassa Padovana venerdì. 3 persone hanno perso la vita lungo la linea Padova-Bologna in 2 distinti incidenti dai contorni ancora poco chiari. A Battaglia Terme un treno Frecciarossa ha investito, uccidendoli, una coppia di quarantenni del luogo. I 2, un uomo e una donna, secondo una prima ricostruzione della polizia ferroviaria, verso le 13 si sono gettati, abbracciati, sui binari mentre stava per transitare il treno. Non è chiaro cosa sia accaduto, diverse le ipotesi. C'è chi dice che i 2 stessero litigando, chi invece sostiene che la donna fosse intenzionata a suicidarsi e che l'uomo sia morto con lei in un disperato tentativo di salvarla. Un altro incidente era avvenuto alle 6 di mattina vicino alla stazione di Monselice, dove è stato trovato, lungo i binari, il corpo di un 38enne italiano residente nella cittadina e già noto alle forze dell'ordine. Non sono chiare le cause del decesso, di certo c'è che l'uomo non è stato investito da un convoglio. Il traffico ferroviario di regionali e treni ad alta velocità ha subito pesanti ritardi. Dopo la pausa affronteremo anche il problema della durata di questa epidemia. Quanto costa questa epidemia? Purtroppo lo stiamo vedendo, forse il 2% del PIL, addirittura se durerà tanto il 4% del PIL del Veneto. Quanto durerà? Questo è legato anche a quanto ci costerà naturalmente l'epidemia in tutti i termini umani non ne parliamo in questo caso, e c'è da dire che i tempi insomma sono ancora tutti da verificare. Molte informazioni le stiamo acquisendo attualmente e questo consentirà di utilizzare modelli matematici per avere una visione più veritiera. Al momento è difficile da dire, però dobbiamo sicuramente partire dal presupposto che è meglio prepararsi a mantenere questo tipo di procedure di contenimento, di quarantena che sono state adottate ancora per un certo periodo per garantire la riduzione dell'espansione del virus. Difficile prevedere quando finirà l'emergenza, quando i contagi si fermeranno. Molto importanti saranno i dati che si ricaveranno da Vo per capire se le misure messe in campo in questi giorni siano sufficienti a limitare la diffusione del coronavirus. Gli attuali dati sembra che ci sia un rallentamento di nuovi casi e questo sembrerebbe avvalorare la validità delle scelte di operare procedure di quarantena, isolamento dell'area rossa. Ovviamente adesso bisogna aspettare ancora qualche giorno per vedere come evolve la situazione, avere un quadro della situazione più chiaro. Importante inoltre aver isolato i ceppi italiani del virus, ma questo non significa che la malattia possa cambiare. Per quanto riguarda un virus, quando questo replica può commettere degli errori nella copiatura del suo materiale genetico. Questo fa sì che possano essere inserite delle mutazioni che, se danno un vantaggio selettivo favorevole al virus, vengono mantenute.
Questo significa che se abbiamo un virus che si espande enormemente nella popolazione in varie aree del mondo, possiamo avere mutazioni diverse che caratterizzano ognuna delle sottopopolazioni virali che vengono a svilupparsi. Questo fa sì che sia possibile tracciare l'evoluzione e lo spostamento del virus in popolazioni diverse, avendo quindi un'idea di come questo si diffonde in tramite diverse vie in varie aree del mondo. Naturalmente il fronte caldissimo è quello che sta già aprendosi, ma avrà grandi conseguenze nei prossimi mesi, ovvero quello del lavoro. L'emergenza coronavirus non ha risparmiato nessun settore del mondo del lavoro. La denuncia arriva dai sindacati padovani che hanno stimato danni ingenti per le imprese. Sono circa 115 le aziende e le cooperative della provincia di Padova che hanno fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale e fondo di solidarietà. Al momento potrebbero essere coinvolti 2.400 lavoratori con un numero di 3.200 giornate lavorative, ma i numeri sono destinati a raddoppiare. Tra i settori più colpiti il turismo e l'agroalimentare. Dei settori molto colpiti direttamente è quello del turismo. Noi poi nel territorio di Padova abbiamo il bacino termale e quindi è già fondamentale, è un grandissimo sfogo quello. Tenete presente che ci sono 7.000 dipendenti solo sul bacino termale e 15.000 dipendenti su tutta la provincia di Padova. Questo è veramente gravoso perché purtroppo allo stato attuale non tutti hanno ammortizzatori sociali. Ci sono problematicità che potrebbero derivare anche dalla mancanza di manodopera nel settore primario, perché purtroppo tanti lavoratori stagionali stranieri se ne sono tornati nel loro paese d'origine. Colpite anche le cooperative sociali che operano negli asili nido, nella logistica, il settore calzaturiero legato alla Cina e l'artigianato, senza contare l'impatto sulla sanità. Già prima dell'emergenza coronavirus i sindacati avevano denunciato la mancanza di personale e turni estenuanti per medici, infermieri e operatori sociosanitari dell'azienda ospedaliera di Padova. Ora la situazione è critica, visto che da giorni gli ospedali lavorano senza tregua. Questa è un'emergenza che ha delle dimensioni importanti. Il personale era già sotto organico in precedenza, questo bisogna aggiungere poi che molti di questi lavoratori, una parte di questi lavoratori chiaramente sono anche in condizioni di isolamento, quarantena per aver avuto dei contatti diretti. Sono in previsione delle assunzioni, speriamo siano sufficienti. Noi quello che chiediamo in questo momento è davvero un forte investimento in questo settore che garantisce ancora una qualità di assistenza e di intervento tra le migliori al mondo. Per questo i sindacati chiedono l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Vogliamo innanzitutto la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti quei lavoratori e lavoratrici che ne sono sprovvisti. Siamo in una condizione di assoluta emergenza, come già da tempo si dice, ed è evidente che non possiamo mettere limiti e porre dei paletti. Devono essere estesi, devono essere rapidi e devono avere delle modalità di richiesta fortemente semplificate. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.